Va ora in onda Potere al Popolo. Io sono qua che svolazzo, no? C'è un'atmosfera natalizia. Buongiorno, buon Natale, buone feste, Sammy Varin, c'è qualcosa da festeggiare? Certo che c'è da festeggiare, signori, e non fate quella faccia. Il buongiorno certamente 3 minuti dopo le ore 11 lo lanciamo a quest'ora facendo una bella controinformazione dal Senato, il cui Parlamento. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi al senatore della Lega Marco Dreosto, buongiorno. Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie per essere con noi. E sei intervenuto ieri rispondendo alle comunicazioni del Premier sui temi che verranno affrontati in queste ore nel Consiglio europeo, Siria, pericolo terrorismo da un'immigrazione incontrollata, Ucraina, e abbiamo visto quest'oggi sulle prime pagine, insomma, la notizia che forse, chissà, siamo arrivati al fatto di metterci intorno a un tavolo a decidere cosa fare. Dreosto, le tue sensazioni anche del discorso della Premier, oggi su tutti i quotidiani ci sono tutte le faccine della Meloni, divertentissime sicuramente, sembra quasi però che una certa opposizione non abbia altro da far vedere, e parlo anche dell'opposizione sui quotidiani, fanno vedere le faccine della Premier, ridiamo perché la Premier fa le faccine, ma ha saputo controbattere veramente alla grande a un'opposizione alla quale non va bene assolutamente nulla. È vero, Marco? Ma assolutamente la tua considerazione è corretta. Guarda, nel mio intervento di ieri ho aperto con un sorriso anch'io, dicendo alla Premier che se è questa l'opposizione che in questo momento storico ha il nostro paese, possiamo stare molto tranquilli perché il centrodestra governerà ancora per moltissimi anni. Ed è anche, guarda, un peccato avere un'opposizione che invece di essere costruttiva, invece di essere quell'opposizione che ti dà lo stimolo a fare di più e meglio, un'opposizione che assolutamente si barrica su posizioni ideologiche che ancora una volta sono smentite dai fatti. Lo è stato, guarda, e l'ho detto nel mio intervento di ieri, con il Green Deal europeo, dove adesso tutti gli stati, compresa l'Unione Europea, sta ritornando sui propri passi. La Lega questo allarme lo aveva lanciato ancora 3 anni fa. Io ricordo di essere allora europarlamentare ed eravamo i soli che dicevano che questa eurofollia green ci avrebbe portato davvero allo sbando e sarebbe stato un disastro per l'economia e per le aziende del nostro paese, ma anche per le aziende dell'Europa, e tant'è si è dimostrato. Oggi tutti sembrano correre su questo e saltare su questo carro che è quello di chi ha aperto finalmente gli occhi e cambiare assolutamente versione. L'altro aspetto, l'hai detto tu, è legato alla guerra. Evidentemente è assolutamente drammatico. Guarda, la prima considerazione che io ho fatto questa mattina leggendo la rassegna stampa è pensare alle tante vite umane che sono andate perse in questi anni a causa di una guerra assurda, una guerra di territorio che fortunatamente sembra finalmente arrivare anche ad un epilogo. E quello che noi auspicavamo, mettere tutti attorno a un tavolo e cercare di ritrovare una soluzione soprattutto per il bene dei cittadini, perché è quello che alla Lega è quello che a noi sta assolutamente come prima cosa a cuore. Poi ovviamente ho ringraziato anche la Meloni perché ha voluto riprendere il mio passaggio in cui sottolineavo che domani c'è una persona, c'è un ministro, c'è un uomo che è a processo a Palermo per avere difeso gli interessi del paese. È una cosa assolutamente assurda, una cosa illogica, una cosa evidentemente che può accadere solo in Italia. E la Premier ha ripreso questo mio passaggio dimostrando e dichiarando tutta la solidarietà del governo rispetto a questa situazione che mette in difficoltà non solo un uomo, non solo un partito, ma, come ripeto, un intero paese. Questo è un po' il succo di un intervento che ho voluto fare, che ha visto anche evidentemente poi analisi un po' più profonde sul tema siriano, perché molti adesso stanno gioendo della caduta di Assad, però guardate che questi non è che sono delle soline o delle novelle Giovanna d'Arco, questi sono ex jihadisti o jihadisti, tagliatori di gole, che oggi si trovano al potere e speriamo, è un auspicio, che siano più moderati dei loro predecessori. Ma questo è tutto da dimostrare. Sarebbe assolutamente sbagliato fare gli errori del passato
come per esempio è successo in Afghanistan, e dare per scontato che il nuovo governo della Siria sia un governo moderato ed aperto ai diritti civili umani, e ho voluto sottolineare anche in particolare quelli delle donne musulmane, e ho chiesto dove sono quelle femministe d'assalto che sono tanto brave a cercare di difendere i diritti e poi spariscono quando si tratta di Isma. Forse ancora una volta sono impegnate a criticare il nostro governo. È vero, è vero, è vero, signori, ne sapete qualcosa ascoltando Radio Libertà e la nostra rassegna stampa quotidiana. Marco Dreosto, io ti ringrazio di tutto il lavoro che fai e che fate in squadra in Parlamento, e approfitto veramente di fare gli auguri a te e alla tua famiglia per un buon Natale, buone feste e naturalmente buon riposo per quei pochi giorni che si riuscirà a riposare, perché lo diciamo, vale per noi giornalisti, ma vale ancora di più per voi deputati, senatori, noi che mangiamo pane e politica, è poi difficile staccare la spina completamente, è vero Marco, anche durante le feste, e poi si rimane sempre lì con un orecchio, con un occhio, è vero Marco? Ma le feste quest'anno saranno brevi perché siamo molto impegnati in Parlamento, ma lo facciamo davvero volentieri perché riteniamo che finalmente si possa fare delle cose nell'interesse del Paese. Io, guarda, ricambio di cuore i tuoi auguri a te personalmente, a tutti i collaboratori della radio e a tutti gli ascoltatori che so in moltissimi ascoltano volentieri tutti i giorni, perché ricevo i messaggi ogni volta che sono in trasmissione, questa fantastica trasmissione, questa fantastica radio. Buon Natale, buon fine anno a tutti. Grazie Marco Dreosto, alla prossima, ciao. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, certo, sono le 11:09, che facciamo? Lo so, siete lì ad aspettare i vostri WhatsApp, ne avete spediti ragazzi non so quanti, farò del mio meglio per leggerli tutti, il numero, chiaramente i furboni che fanno lo spediscono adesso, così sale su in alto e lo leggo per primo. 340 6709 659, questo è il metodo più veloce per mettersi in contatto con Sammy Varin e con Radio Libertà, ma se volete anche il numero di telefono, certo, 02 92 94 7222 per dire la vostra anche qui nel Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E vediamo dove ci portano i nostri radioascoltatori. È stata una mattinata di folta informazione, perché sui quotidiani ci sono varie argomentazioni e si passa dall'intervista a Matteo Salvini su Avvenire e al Corriere, che intervista di nuovo, chissà come mai, un certo Romano Prodi, ma si occupa anche di Tony F. Ragazzi, come facciamo senza Tony F a Roma? Oh cavolo, chi inviterà a cantare Tony F? Mamma mia! Però va a Sanremo e canterà una canzone che rimarremo tutti con la bocca aperta, perché Tony F canterà una bella canzone. Sarebbe la prima volta. Sul Giornale invece, signori, le brutte notizie drammatiche, la brutta cronaca, certo, soprattutto quello che combinano ancora immigrati clandestini che pensano di fare il cavolo che vogliono, tanto non mi rimandano a casa. Aspettate un attimo ancora, sì, su QN, signori, certo, abbiamo parlato della regione Marche, paradiso fiscale, se andate a vivere nelle zone ex terremotate. Lo sconcertone più bello è quello del quotidiano Il Tempo. Se abitate a Roma, ma riuscite a procurarvelo anche qua, se volete parlare male del concerto che doveva esserci a Roma, ma soprattutto di questi artisti ben pensanti, sono diventati tutti ben pensanti, che hanno cortocircuitato il PD. Acquistate il quotidiano Il Tempo, che parla appunto dello sconcertone romano. Su Repubblica certamente ancora si parla di Matteo Salvini, domani sapremo se dovrà andare in galera oppure no, e certamente c'è molta apprensione, perché se davvero lo giudicassero colpevole, tutte le nostre idee di decine di anni di politica saremmo anche noi colpevoli, capisci? Cioè, io
io dopodomani non vengo in radio, da dopodomani non posso più parlare perché sarei colpevole di fare degli atti gravissimi, di prendere in ostaggio, di rapire persone. Santa polenta. Poi sulla Stampa, Val di Tara, l'intervista, ma anche quella schifezza della situazione che si è creata, per cui chi ha dovuto purtroppo prendere dei soldi dall'ex Ilva, sapete, le zone contaminate, persone morte di cancro, adesso deve restituire questi soldi perché il processo s'ha da rifare. Mi viene da vomitare. WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno Sammy, fortunatamente ci sono donne in gamba della Lega come Susanna e anche bella, aggiungo, bella sì, Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, l'abbiamo intervistata questa mattina alle 9, risentirete l'intervista questa sera dopo le 20:30 ma anche nel weekend, e sono in gamba davvero le donne della Lega da sempre, e quelle poche, perché sai, noi siamo un partito maschilista, ce lo abbiamo sempre duro politicamente, of course, e patriarcale, però quelle donne, e ultimamente sono anche tante, che entrano in Lega, e ragazzi, se si fanno ci comandano. Vergogna! Si diceva che con i clandestini si dava anche un contributo contro il velo, dato che si faceva vedere la democrazia, invece siamo noi che ci islamizziamo. È vero, ci mettiamo noi il velo. Ma questo Tony F, per caso è fratello di Christian F dello Zoo di Berlino? Roberto, non fare lo spiritoso, né, che questo querela già adesso che non ha fatto il concertone a Roma, vedrai quanti soldi li strappa ai romani ben pensanti per qualche parolaccia, e troia di qua, troia di là, e ti picchio, ti violento, apri le gambe. Non fate cantare il povero Tony F, mi viene da piangere. Ieri sera, nel programma di Chi l'ha visto, il loro inviato era in una stazione per cercare una persona e in diretta hanno fatto vedere un accoltellamento e il ragazzo accoltellato si sedeva chiedendo aiuto all'inviato di Chi l'ha visto. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Sto zitto e ammutolito. Sammy, secondo te cosa voleva dire Monti Meloni deve stare molto attenta? Bella domanda, Pietro. Mi fa paura, soprattutto perché dietro Monti ce n'è un altro che si chiama Draghi. Ciao Sammy, un abbraccio a Matteo, a tutti voi. Abbasso i criticoni, che sono sicura fanno niente per la Lega, è vero? Ma noi siamo un partito vecchio stampo, no? E quindi come essere sul balcone di quelle case di ringhiera, no? Siamo qui sulla ringhiera, ho appena appeso le mutande ad asciugare che gocciolano un po', ma cosa ce ne frega, nella ringhiera è così, e intanto parlo con quello davanti, no? E chiaramente ognuno dice qualcosa e poi si inizia a parlare male, e si fa le galline. Ma da sempre siamo così, e diciamo che abbiamo vissuto anche bene perché ne abbiamo passati di tutti i colori, ci siamo perennemente sempre usciti. WhatsApp, vi sto leggendo tutti i WhatsApp che sono arrivati nelle ultime ore al 340 67 09 659. Ciao Giulio, fai complimenti a Max e auguri di Natale da Gianni da Genova, chiaramente il nostro condirettore Giulio Cainarca, la sua trasmissione Auto da Fè gettonatissima, direi, adesso dico un'eresia, quasi più amata della rassegna stampa, perché sta facendo degli speciali, dei zoom sugli argomenti che non si riescono a trattare come si vorrebbe nella rassegna stampa, ma soprattutto diciamo che non sono capaci i giornalisti di oggi di trattare questi argomenti sui quotidiani di oggi come fa il Giulio Cainarca. Se vi siete persi la sua Auto da Fè, che va in onda sempre tra le 10 e le 11 più o meno la mattina su Radio Libertà, ricordate che abbiamo un sito, radiolibertà.net, che oltre che essere un potentissimo sito di controinformazione con notizie e commenti che non vi aspettate, è anche un sito dove trovate tutte le registrazioni delle trasmissioni di Radio Libertà, quindi dalla rassegna stampa fino alla sera trovate tutte le nostre trasmissioni che potete riascoltarvi o semplicemente scaricarvele e tenervele come ricordo.
interessante, suggestivo, un po' lo ricordavo dalla notte della Repubblica per quel che poteva dire Zavoli, oggettivamente e soggettivamente, certo che lo ricordiamo. Buongiorno signor del Papa, come apprezzo questo suo raccontarsi. È vero, certe esperienze ti danno la vera libertà che nessuno e niente ti dà. Le faccio i migliori auguri per questo 2025 perché la sua libertà così delicata l'accompagni ogni giorno. Belle parole da parte di Monica. Poi Mattia. Egregio signor Max, parole sante, il raccontare, un privilegio farlo, il coraggio di osare e dare emozioni suonando con la penna. Sereni giorni a tutti voi. Pregliasco si sta parando il culo in quanto non potrà avere la grazia preventiva come Fauci negli Stati Uniti. Ciao anche a te Mattia da Padova e poi Carlo da Seregno. Guardate che in Cina, dove non comanda la finanza, hanno imposto un lockdown molto più lungo e feroce. E ancora, è possibile, almeno su questa radio, non sentire sparare contro Salvini e la Lega? Un conto sono le proposte di modifica, diversa la critica plateale. Forse servono ospiti diversi. Questi li sentiamo ovunque. Signori, ci chiamiamo Libertà, è il bello di avere una radio e chiamarla Libertà. Per Salvini si prospettano 3 anni ai servizi sociali, allontanamento dai pubblici uffizi e probabile sanzione pecuniaria, prevede Gian da Brescia. E ancora un WhatsApp audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Volevo dare la mia vicinanza e solidarietà a Matteo Salvini, unico che ha ascoltato i propri elettori e ha voluto fermare l'immigrazione irregolare. Poi devo dire una cosa, che le donne parlamentari, europarlamentari della Lega, devo dire che sono più toste dei maschietti, dei leghisti, ok? Lo so, ormai noi uomini siamo diventati dei mollaccioni. No, ma ci va bene così, ci va bene così, assolutamente, ben venga. Grazie anche a questa ascoltatrice, signore. C'ho indietro la canzone indipendente, ve la faccio sentire proprio in questi ultimi minuti di Potere al Popolo, anche perché è un pezzo che non vi aspettate. Lo sapete, qui girano solo artisti indipendenti con Sammy Varin, artisti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale. Sono arrivati gli uccellini, fuori da questa ascoltatrice sono arrivati gli uccellini a mangiare e perché non hai gatti, da me ci sarebbe una gran festa con 3 gatti tutti neri a caccia dei tuoi uccellini. No, dicevo, canzoni sconosciute ma in questi giorni anche molto cover, da parte di artisti che non girano quasi mai sulle radio importanti perché non pagano, capito bene? E non sono certo Tony F, ragazzi, che basta dire un po' di parolacce, ti prendo, ti quanto, ti faccio qua e lo invitano adesso, vedrai, da tutte le parti, cani e porci inviteranno Tony F. Santa Claus is back in town, una versione che non vi aspettate da parte di Alex Cambise.
Beh, ci sono quelli che il Natale sì, però che moscitudine. E allora dovete cercare su YouTube Alex Cambise con Santa Claus is back in town. Sul cursore sentiamo il suo saluto. Un caro saluto e un grande abbraccio, ma soprattutto tantissimi, tantissimi auguri di buon Natale e felice, grandioso anno nuovo a tutti gli amici di Radio Libertà, da Alex Cambise. Mamma Ciao, mia. auguri. Scoprite un chitarrista che non vi aspettate, Alex Cambise, su internet. Signori, 11:24, sì, sto per andarmene, tra pochi minuti arriva la Lega Liguria, ma vi segnalo che il governo è assente in aula. E sapete, sono le ultime ore, gli ultimi giorni della manovra e l'opposizione che urla vengano a scusarsi. E allora arriva subito Giorgetti, quanto rompono le balle quelli dell'opposizione. A proposito, oggi Repubblica, se a qualcuno interessa, ha intervistato Elsa Fornero che dice sulle pensioni una sconfitta per i leghisti. La flessibilità già esisteva. Per l'altrettanto cronaca, oggi su Avvenire c'è Matteo Salvini che dice col cavolo, non ci siamo dimenticati di quello che ha fatto Elsa Fornero e siamo sempre qui a cercare di toglierlo e di cancellarlo. Bene, chiaro, su tutti i quotidiani quest'oggi, ma vedrete anche in TV, le faccine. E certo, e visto che non la possono contrastare in altri modi perché vince lei, tutti i quotidiani di sinistra mostrano in queste ore le faccine di Giorgia Meloni, Dalla rissa con Renzi alla rispostaccia Monti, Meloni furente al Senato, che non è vero perché ha fatto un fracco di faccine carine che ad esempio il quotidiano Il Giornale mostra. Qui Sammy Varin che se ne va, certo me ne vado, ma ritorno, se ritorno, non ho capito, qui mi hanno spedito dei pantaloni, non compro niente, lo dico subito, non compro niente, no, mi sembra quasi che mi invitate a comprare, domani mattina alle 7:30 sono ancora qua, non ce ne andiamo da nessuna parte e soprattutto ringrazio a quest'ora, alle 11:30, dico c'è ancora qualcuno che mi sta ascoltando fin da questa mattina alle 7:30? Sì, grazie, siete sempre un fotio, grazie davvero a tutti coloro che ci stanno aiutando attraverso il conto corrente postale 37671294 oppure dal sito radiolibertà.net cliccando Sostienici. Bastano 5 euro. Un caro saluto a te e a tutta la radio, ma soprattutto un caro abbraccio al nostro Capitan Matteo. Siamo tutti con lui. Ricordate che domani ci sarà il resoconto del processo a Matteo Salvini e saremo in diretta per commentare insieme. Pantaloni tuoi molto larghi in vita. Ah, ecco, erano questi. Se mi dici quanto vengono, li compro volentieri, perché anch'io sì, sono abbastanza XL, niente in confronto ai colleghi, Pellegrini, Antonino Danna, loro sono molto più tosti di me, ma posso sempre proseguire. Grazie ragazzi, a domani, grazie ad Andrea in regia. Se dovremo andare nelle piazze, andremo tutti insieme, ci scrive Mary. A domani. Avete ascoltato Potere al Popolo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane,
6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis, a casa vostra parlo dell'olio Novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Ma chi sei tanto io la casa e tutto fisso che avere in trento gli rimotiri l'otto cultiato da poi di 6 mesi che me ne era andato cariamo camposanto bombardato. Sei andato con amore signori, prendo di comanda da motelli, soldi di babbo le spesi tutti, in così buoni medicine e giornali, che non ti do la catranni agli occhiali. Ma me motelli campana signora, che tutto lo può se mi ti paravi, la troia moglie di avanzare a serra, i tuoi sono frutti di terra di gozzo, e andare da qui a saccare e stiracco.